La gioventù indipendentista è chiamata a queste manifestazioni dopo i movimenti liceali per difendere le rivendicazioni che sono maggioritarie all'Assemblea di Corsica e nella società corsa, come lo statuto fiscale, l'ufficialità della lingua corsa, la riforma istituzionale o anche lo statuto di residenti che adesso è votato da qui a poco all'Assemblea di Corsica e per permettere a tutta questa affari a revisione della Costituzione francese. Siamo qui perché tutti i corpi che noi domandiamo qualcosa allo Stato francese ci dicono che lo sia per la lingua corsa ufficiale o per lo statuto residente speciale, dicono no tutti i corpi, ne abbiamo una decina, ci abbiamo messo voi. Già per solidarietà, ma per tutti questi temi che sono stati spiegati, dunque lo sia l'ufficialità, che lo sia per i prigionieri, che lo sia per la terra, che lo sia per tutti i nostri problemi che ci concernono a tutti. Dunque mi sento concernato, sono di questo popolo anch'io, dunque questa mossa di questi giorni, dico, dovrebbe essere generale, mica solo di giorni, ma dovrebbe essere a questi casani, che dovrebbe essere isola morta, perché stimo che tutti questi problemi concernono i corsi in generale. Sto parlando in corti oggi perché corti è un simbolo di resistenza storica e perché di poi decine e decine di anni, lo sapete, abbiamo fatto qui tutte le riunioni importanti, l'ARC e tutto, che noi abbiamo strappato con tant'altri all'università e che oggi la gioventù ha lanciato una fiamma per avere soddisfazione, tanta rivendicazione che tutto il popolo corso porta, si viene a dire soprattutto l'affare della fiscalità, l'affare della resta di mio, l'affare del popolo corso, l'affare della resistenza. E mi è parso un dovere maggiore di essere presente per incoraggiare i giovani in questa lotta responsabile, sperando che la sarà quantunque assai responsabile, che non ci sarà mica eccessi da parte dei poteri pubblici, in particolare delle forze dell'ordine.